Prosegue senza sosta il tour itinerante dell'Infopoint di Aquile dal Friul. Dopo le tappe di Rivignano e Cormons, sabato 1 dicembre 2018 saremo a Udine, al mercato di Viale Vat in località Chiabris. Tra le altre cose avrete la possibilità di contribuire con una vostra firma alla petizione Gorizia in Friuli. È nata per contrastare la folle idea della giunta regionale di voler accorpare il goriziano storicamente friulano a Trieste. Vi aspettiamo numerosi, udinesi, ma non solo. Grazie. Bentornati a Aquile, alla nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione curata e ideata da Aquile dal Friuli, l'unico movimento friulanista. Siamo qui oggi con Andrea Pasi, referente per il Friuli occidentale di Aquile dal Friuli, a cui volevo porre una domanda, Andrea. Volevo con te affrontare l'argomento delle minoranze in regione ufficialmente riconosciute. Quindi diciamo la minoranza friulana, germanofona e la minoranza slovena. Tu che sei più addentro a queste tematiche, puoi un attimino illustrarci quelle che sono le distribuzioni economiche, effettuate dalla regione per sostentare queste tre minoranze? Sì, saluti a tutti intanto. Diciamo che queste minoranze linguistiche derivano, faccio una premessa, derivano dalla posizione geografica del Friuli. In passato appunto era stato il Friuli attraversato da queste tre grandi culture che erano quelle di lingua slava, quella di lingua latina e quella di lingua teutonica, quindi germanofona. Diciamo che i dati riguardanti il finanziamento, i contributi alle minoranze sono di pubblico dominio, basterebbe collegarsi sul sito ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia, andare a vedersi le statistiche per appunto avere coscienza di come vengono distribuiti i contributi di questo tipo. Ciò che sicuramente può saltare all'occhio è il fatto che quando si vanno a vedere i grafici che sono appunto disponibili sul sito della regione, si vedono tutta una serie di comuni che sono friulanofoli, sono la maggior parte, e dopo c'è appunto una sezione che riguarda i comuni che sono di minoranza slovene, sono una piccola parte, più che altro sull'estremità est della regione. E diciamo che non vi è corrispondenza tra appunto la distribuzione geografica e di popolazione con i contributi che effettivamente vengono percepiti da queste minoranze. Mi pare poi che ci sia appunto una proposta fatta dall'assessore Roberti, comunque sono appunto cose che si possono verificare, che questi pseudo pochi contributi dati alla minoranza friulana sono anche troppi, quindi insomma mi sembrerebbe una posizione un po' negativa insomma per la minoranza friulana. Certo, anche perché se noi confrontiamo un raffronto popolazione, estensione anche del territorio, certo, perché senza nulla togliere alla minoranza slovena che deve occuparsi evidentemente di alcune nicchie, insomma, per l'amor di Dio, stupende zone. Noi parliamo del Friuli, friulani 800.000, un'altissima percentuale del territorio ricoperto dal Friuli, certo, e abbiamo briciole, dobbiamo rimboccarci le maniche e arrangiarci con i nostri mezzi, certo, in sostanza. Questa è un po' una disparità che noi di Aquile dal Friuli vorremmo fosse appianata e fosse un attimino rivista, anche perché non è assolutamente giusto. Il Friuli e i friulani da anni e decenni si battono per una più equa distribuzione della ricchezza regionale. Adesso che c'è Aquile dal Friuli che si fa prestanome anche per queste richieste, faremo di tutto quello che è le nostre possibilità per risistemare un po' questa annosa e storica questione, insomma. E a chi propone di abbassare ulteriormente i fondi destinati alla minoranza friulana, diciamo, stiamo scherzando. Diciamo che se vanno ritoccati, che vadano ritoccati in aumento piuttosto che in diminuzione. Insomma. Assolutamente sì. Quantomeno. Assolutamente. Lavoreremo per questo. Certo. Ti ringrazio e alla prossima. Grazie a te. Quest'oggi abbiamo nuovamente Christian Fior, che è qui accanto a me, che è questo signore con la mia stessa polo bianca di Aquile dal Friuli,
che è referente di Aquile dal Friul, che ricordo è il movimento che cura questa trasmissione televisiva, referente per il Friuli collinare e la montagna, due zone vitali e fondamentali di quella che è il nostro Friuli, che ricordo è una zona storico-geografica che comprende collina, montagna, mare, un po' di tutto, insomma. Un po' di tutto, Siamo sì. invidiatissimi, se possiamo anche aggiungerlo. In questa fase del nostro lavoro, Christian, tu mi insegni che stiamo anche raccogliendo le adesioni al nostro movimento, insomma la campagna che noi abbiamo denominato, insomma, campagna Tesseramento 2018, anche se sta volgendo a termine, ci sarà anche il 2019, 2020, 2021 e avanti così, noi non ci fermiamo. Tu da referente collinare e di montagna della Carnia, del Tarvisiano Carnia fino a Sappada, che messaggio vuoi lanciare, diciamo, ai residenti di quelle zone? Perché sarebbe importante per loro che abitano in quelle specifiche zone aderire ad Aquile dal Friul, che è un movimento che volge un occhio particolare anche alla riqualificazione tante volte di quelle zone, del territorio e quant'altro? È molto importante che venite da noi, che parliamo, discutiamo, anche che vi tesserate con noi, perché se voi non ci date una mano a noi non possiamo dare una mano a voi. È una cosa che è un interscambio, diciamo. È molto importante che soprattutto i giovani, perché i giovani devono fare il loro futuro su Incarnia e non solo, perché se non hanno un aiuto, un punto di riferimento, si perdono e dopo cercano di andare a lavorare all'estero. Certo. Per cui le montagne diventano vuote e i problemi non si risolvono così. Facendo un tesseramento serio con noi, che siamo un unico partito proprio friulano, possiamo dare una grossa mano. Non risolveremo tutti i problemi perché è impossibile, però possiamo ascoltarvi e cercare di proporre il meglio per voi. Io sono sicuro, mi sento di essere sicuro del fatto che se i nostri amici andassero sul nostro sito e dessero un'occhiata al nostro programma, scoprirebbero che abbiamo numerose proposte e numerose soluzioni per quello che è il nostro punto di vista per la riqualificazione della montagna, a partire dalle strade, dalla informatizzazione, dal far rivivere e rinascere i centri dei paesi con il commercio, il turismo soprattutto, passando poi per argomenti di area boschiva piuttosto che per allevamento, agricoltura e quant'altro. Quindi noi le nostre soluzioni le abbiamo messe sul nostro programma. È un programma che da questo punto di vista non ha nulla a che invidiare, anzi forse abbiamo anche da insegnare a tutti quei partiti che oggi siedono in giunta regionale, che non derivano certo dal Friuli, ma probabilmente da altre zone come Trieste o forse anche Roma, e sono sicuro, appunto, tornando a noi, che potrebbe essere condivisibile quello che noi proponiamo. Se è condivisibile, avvicinatevi, fatevi sentire, scriveteci, telefonateci. Sta comprendendo in questo momento sul monitor, in sovraimpressione, come dicono nei tempi moderni e cinematografici, i nostri riferimenti: telefono, mail, sito web e Facebook. Noi vi invitiamo a farvi sentire, noi ci faremo ascoltare, vi ascolteremo, ascolteremo anche le vostre proposte, perché il nostro programma, Christian, nasce anche dall'interfacciarsi con le persone, con professionisti dei settori. Il nostro programma, diciamo, che nasce da quello, quindi ascoltando la gente e i problemi che ci sono in ogni singolo settore, in ogni singolo paese, in ogni singola zona. Noi vi aspettiamo numerosi, e da Michele da e Christian, grazie e alla prossima. Prosegue senza sosta il tour itinerante dell'Infopoint di Aquile dal Friul. Dopo le tappe di Rivignano e Cormons, sabato 1 dicembre 2018 saremo a Udine, al mercato di Viale Vat in località Chiavris.
Tra le altre cose avrete la possibilità di contribuire con una vostra firma alla petizione Gorizia in Friuli. È nata per contrastare la folle idea della giunta regionale di voler accorpare il goriziano storicamente friulano a Trieste. Vi aspettiamo numerosi, udinesi ma non solo. Grazie.